Ciao ragazzi ed eccoci qui come promesso per una nuova escursione e quest'oggi siamo niente po' di meno che a Piazzale Lozze, un parcheggio diciamo ai piedi del Monte Ortigara e niente neanche da dire, è fresco di centenario di 2 settimane fa della Grande Guerra e qui manco a dirlo chi è che mi accompagna? Michael, per fortuna. Eccoci qua ragazzi, Piazzale Lozze 1771. Non pensavo tanto alto così. Monte Ortigara 1 ora e 25. Cima della Caldiera ragazzi, prendendo questo sentiero. Però noi invece proseguiamo per Monte Ortigara. E qui lì davanti c'è anche un ex cimitero di guerra italiano. Guardate che belle ragazzi queste montagne. Quindi, figata. Aspetta. Adesso andiamo a vedere un attimo la chiesetta. Qua ragazzi è il rifugio degli alpini. Ragazzi qui ci sono indicazioni. Al Monte Ortigara qua a sinistra. Già 1900 metri. Ragazzi saliamo. Bellezza ragazzi, si può scendere anche nella trincea volendo. Allora ragazzi in teoria lì sullo sfondo con croce cima della Caldiera e poi delle altre. Stupendo ragazzi, tutto collegato. Stazione mitragliatrice. Guardate che stupendo, siamo dentro una trincea scavata dai nostri antenati. Abbiamo appena parlato con un alpino qui e ci ha detto appunto anche lui che pensate in che condizioni hanno scavato quelli che potrebbero essere stati i nostri nonni. Adesso ragazzi proseguiamo il cammino verso l'Ortigara. Dentro il posto di insenatura un po'. Ragazzi eccoci qui all'imbocco dell'ultimo sentiero prima di Monte Ortigara. Ecco qua ragazzi, siamo al Baito Ortigara. E la salita parte proprio da qui davanti. Allora ragazzi, qui c'è un bivio, Monte Ortigara si può andare sia di qua e poi da qua. Dai via. Come immaginavamo, 10 minuti in meno.
ascolto della storia. Ultimi metri di salita e qui anche trincerati. Tutto trincerato qua ragazzi, impressionante. Ragazzi, siamo dentro una trincea del Monte Ortigara. Guardate, è veramente impressionante, ma la roccia viva, pazzesco. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla colonna mozzata. Panorama impressionante ragazzi. Yeah, was born in 1920. Intanto ragazzi siamo in pausa pranzo, lui è già finito, io sto mangiando il secondo panino. È ripassata la comitiva di prima, adesso sono andati un po' più avanti qui. Intanto noi ci riposiamo un attimo, respiriamo l'aria di montagna. Ecco qua ragazzi, arrivati al cibo austriaco. Ci sono indicazioni. Mamma mia che trincea. Mamma mia ragazzi, che panorama micidiale, oh. Aspettate, adesso provo ad andare ancora più avanti. Dovrebbe aprirsi ancora di più. Bene ragazzi, andiamo a scendere. Prendiamo l'indicazione verso Baito Ortigara e Piazzale Lozze della strada alternativa. Bellissima sta stradina perché è ripidissima, bisogna fare passo passo in stile alpinismo. Ragazzi, pure una galleria da oltrepassare o per scendere. Sì, è una luce. Galleria Biancardi. Ragazzi, tutto trincerato, veramente pazzesca come strada. Passo passo bisogna conquistarselo. Ragazzi, adesso andiamo a vedere, vabbè, dopo proseguiamo per di qua. Sopra andiamo a vedere queste gallerie qua che vedevamo da più in alto. Questa ragazzi è la famosa quota 2003 usata dagli austriaci per proteggere la vetta 2100. Praticamente sono una serie di grotte usate come ricovero. L'Ortigara, questo è l'Ortigara visto da nord, diciamo.
E adesso proseguiamo per il sentiero che ci porterà al Baito Ortigara. Irlanda, Norvegia. Attenzione ragazzi, bivacco tour. Baito Ortigara, attenzione alla testa. È proprio sì, un ricovero in caso di maltempo improvviso. Semplicissimo, con qualche toppa nel tetto antipioggia. Meglio che prenderla direttamente. Ecco ragazzi, siamo tornati al monumento di stamattina. Adesso ci avviamo mestamente verso il piazzale Lozze. Ecco ragazzi, come detto siamo arrivati appunto al parcheggio e niente, adesso siamo già arrivati alla macchinina. Quanta polvere per venire in su ragazzi, incredibile sulla strada sterrata, però ne vale la pena. Vi salutiamo e alla prossima escursione abbiamo già abbozzato qualcosa io e il Toso qua. Ecco, e niente, spero che il video sarà carino da guardare e alla prossima ragazzi.